Sale la tensione attorno alla ventilata ipotesi di adibire a parco per la ricreazione dei cani una parte dei giardini pubblici di via Niccolò Zeno a Sottomarina. Dopo le oltre 1000 firme raccolte a favore dell'iniziativa dall'attivista Laura Doria e le altrettante di segno contrario da parte dei residenti della strada, entrambe le fazioni distintesi nel segno della civiltà, ieri mattina sono entrati a gamba tesa nella situazione alcuni volantini anonimi affissi all'esterno di alcune residenze private della zona. In questi fogli, scritti in un italiano precario, la Doria è insultata per le proprie attività di volontariato e anche per il breve passato politico, con definizioni quali pagliaccia, affamata di gloria, di complimenti e di notorietà. Ma soprattutto viene considerata la mandante inconsapevole degli avvelenamenti che si sono susseguiti qua e là nel territorio ai danni delle povere bestiole per il tramite di bocconcini. Istighi tu a spargerli per poter mantenere i marciapiedi puliti, questa è l'accusa. La motivazione che ha mosso l'anonimo estensore è la pulizia del terreno dagli escrementi degli animali, circostanza nota ed effettiva ma che dipende dalle cattive abitudini dei loro proprietari, senza alcuna generalizzazione. Laura Doria stigmatizza il vile sistema intimidatorio e lesivo operato dall'anonimo, respinge le gravi, illogiche e infondate accuse, chiedendo aiuto per identificare l'autore del diktat e di segnalare la cosa alla polizia, già informata dell'accaduto e in attesa di denuncia formale. E questa è la strada giusta per affrontare le questioni? Si chiede l'appassionaria dei diritti dei bambini e degli animali. Io mi sono sempre esposto in prima persona, continua Doria, in maniera trasparente e mettendoci la faccia, e mi trovo ora a dovermi difendere da chi usa la vergognosa arma dell'anonimato. Si può essere contrari, ma non certo usando questi mezzi. L'attivista sostiene che il gesto di ieri mattina possa ledere anche le persone che si sono pubblicamente dichiarate contro l'iniziativa, attraverso la raccolta di firme, facendo cadere su di loro il sospetto di connivenza. Anche quest'ultime, conclude Laura Doria, chiede uno sforzo per isolare il responsabile. Da parte del comune, la maggioranza consiliare ha in mente lo strumento della convenzione con un'associazione ancora da costituire per l'eventuale parco destinato alla ricreazione dei piccoli animali. Piacevole quanto importante avvistamento ieri mattina alla Darsena di San Felice a Sottomarina, dove è stato fotografato questo rarissimo esemplare di Ibis eremita, che era scomparso dal continente circa 500 anni fa a causa della caccia e poi reintrodotto nel 2013 dal progetto del World Rap Team con l'Unione Europea, soprattutto in Italia, Austria e Germania. Dell'Ibis eremita si era occupato anche il noto naturalista svedese Linneo, classificandolo col nome scientifico di Geronticus eremita nel 1758. La specie attualmente è impegnata nella migrazione stagionale ed è tuttora minacciata di estinzione a livello mondiale. Diventa decisiva l'estensione di misure contro la caccia illegale all'Ibis eremita, in particolare in Italia. Oggi e domani, nella sede di Ascot in Lungomare Adriatico 11 a Sottomarina, l'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Ascot Spiagge, organizza un corso per operatori di defibrillatore e tecniche di disostruzione. Il corso è gratuito per gli iscritti all'ente e si indirizza soprattutto, ma non solo, verso gli operatori balneari, in vista della stagione entrante e in previsione del forte afflusso di clienti nelle strutture turistiche. La sua importanza è sottolineata dal saper agire in termini di pronto intervento durante situazioni delicate, oltre il primo soccorso. Si parla infatti di rianimazione cardiopolmonare e di manovre di disostruzione da corpo estraneo a supporto delle funzioni vitali, in attesa dell'arrivo in loco del servizio medico d'emergenza. L'ente bilaterale Veneto-Friulano rimborsa ai propri iscritti anche i costi di acquisto del defibrillatore. Piacevole quanto importante avvistamento ieri mattina alla Darsena di San Felice a Sottomarina, dove è stato fotografato questo rarissimo esemplare di Ibis eremita, che era scomparso dal continente circa 500 anni fa a causa della caccia e poi reintrodotto nel 2013 dal progetto del World Rap Team con l'Unione Europea, soprattutto in Italia, Austria e Germania. Dell'Ibis eremita si era occupato anche il noto naturalista svedese Linneo, classificandolo col nome scientifico di Geronticus eremita nel 1758. La specie attualmente è impegnata nella migrazione stagionale
ed è tuttora minacciata di estinzione a livello mondiale. Diventa decisiva l'estensione di misure contro la caccia illegale all'ibis eremita, in particolare in Italia. Guardatelo, il gol di Andrea Del Carro che all'86esimo minuto di Clodiense e Calvino Ale ha permesso alla squadra di casa di raggiungere la parità dopo una lunga rincorsa. Guardatelo e riguardatelo, non solo perché è raro e bello, se si può osare con i paragoni come quello di Cristiano Ronaldo che ha impietrito lo Juventus Stadium, ma anche perché il suo esito, ovvero il pareggio per 2-2 tra i lagunari e la formazione allenata dal motivatore Pianu, può condizionare il finale di questo campionato. Il Noale stava vincendo e ove l'avesse fatto e avrebbe scavalcato la Liventina. Domenica prossima la Clodiense Chioggia Sottomarina renderà visita proprio alla squadra di Mota di Livenza, ieri sommersa 6-1 dall'Ambrosiana. Dal canto Granata invece lo splendido colpo di Del Carro consente di fare un passo avanti proprio per evitare la roulette russa dei play-out. Un rigore di Baido e il secondo tempo giocato nella metacampo avversaria hanno consentito ai Granata di raddrizzare una partita nata male, col doppio blackout difensivo che ha portato la pericolante Calvino Ale sullo 0-2. Con l'arrivo di Le mie donne di Emanuele Bianzale alle ore 23 di sabato 14 aprile si è conclusa la sesta edizione della Sailing Endurance Adriatic, la regata d'altura con percorso di 60 miglia organizzata a Chioggia dal Club Amici della Vela in collaborazione con il Porto di Mare. Una ventina le imbarcazioni che si sono presentate sulla linea di partenza per un'edizione caratterizzata dal vento leggero che ha costretto il comitato di regata a ridurre il percorso al passaggio del primo cancello, dopo 30,3 miglia di percorso. Il calcolo dei tempi compensati ha consegnato le vittorie a Alma di Alberto Sonato in classe Open, a Mister X di Roberto Finco in classe dalla ORC 0 alla ORC 2, ad Hector X di Massimo Filippi in classe ORC 3 e il Picchio di Francesco Frascari in classe dalla ORC 4 alla ORC 5. Il prossimo appuntamento con il campionato di primavera del Club Amici della Vela è in programma dal 21 al 25 aprile, quando in calendario vi è la traversata dell'amicizia su rotta Chioggia-Rovigno-Chioggia. Amici carissimi di Network Azzurra, buongiorno e buon inizio settimana. Dunque, gli effetti di questa profonda depressione in sedia mediterranea che ha dato luogo a diverse occasioni di pioggia e pioggia mista a sabbia rossa continuerà ancora per qualche ora a dare i suoi effetti, specialmente nel pomeriggio, anche sulle nostre zone. Saranno effetti abbastanza blandi, riconducibili a qualche piovasco, qualche temporale in sviluppo appunto pomeridiano, grazie anche all'attività solare piuttosto incisiva, ma che naturalmente andranno spegnendosi entro la giornata odierna, per lasciare poi posto a quel bellissimo anticiclone finalmente formatosi nella parte occidentale e orientale che piano piano prenderà possesso anche delle nostre zone da martedì sera a mercoledì, garantendo di fatto la prima espressione anticiclonica di questa primavera 2018, che ci traghetterà tranquillamente almeno fino a domenica con giornate veramente molto belle, pulite e soprattutto calde. Avremo una sopramedia di un paio di gradi, andremo tranquillamente dai 25 ai 26 gradi anche in alcune zone, un pochino meno da noi perché ovviamente il mare risulta ancora un pochino freddo e quindi le brezze che transitano sul pelo d'acqua rinfrescano ovviamente le temperature. Ma sostanzialmente quindi avremo una fase di stabilità atmosferica che sarà ragguardevole tra giovedì appunto e domenica. Quindi aspettiamoci solo bel tempo in questa settimana. Tornando ad oggi, inizia con cieli abbastanza puliti ovviamente, ma nel pomeriggio tenderanno a sporcarsi un po' e qua e là saranno forieri di qualche temporale, qualche piovasco che dispenserà un po' di acqua un po' diciamo intorno a noi. Credo che sulla nostra città non saranno previste registrazioni di rilievo se non qualche piovasco diciamo alternato a fasi abbastanza asciutte. Ovviamente ci aspettiamo ancora pioggia sporca perché i cieli sono ancora nettamente cosparsi di questo pulviscolo sahariano trasportato da queste forti correnti meridionali che da 3 giorni continuano appunto a intensificarsi sul Mediterraneo orientale. Quindi non ci resta che
sperare in un miglioramento come vi ho già detto e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!